Invisible Man. Amici di Scratch, buona serata e benvenuti in questa puntata in clima totalmente natalizio. Insomma, siamo qui, sono qui oggi a presentare, ma insomma vogliamo farlo vedere visto che ci avete chiesto tutti domenica dov'è Nicola, dov'è Nicola. Nicola sta bene ed è qui con noi, eccolo qui. Sono qui e sono in compagnia con gli atleti, sai, e la cosa mi fa molto piacere. Mi fa un po' meno piacere, cara Ilenia, che da quando tu sei arrivata qua, pian piano mi stai spingendo sempre verso la porta d'uscita e qualche preoccupazione ce l'ho, insomma. Ma Nicola, l'erba cattiva non muore mai, quindi non so ti che si preoccupare, speravi stai qua. sotto sotto. No, sono molto contento che tu oggi presenti, così mi fai un po' rilassare e dopo quello che ho avuto sono molto contento. Però se non ti dispiace, io non l'ho mai fatto in 15 anni di trasmissione. Non ho mai fatto auguri privati, non ho mai messo la mia persona, il mio privato, perché non lo trovavo cosa giusta, però oggi mi sento veramente di ringraziare coloro che veramente coloro che hanno in qualche maniera mi hanno salvato la vita, perché ho avuto un piccolo incidente di percorso, però grazie al San Bassiano di Bassano, siccome si parla sempre male della sanità, io invece voglio parlarne molto bene, perché voglio ringraziare intanto la dottoressa del pronto soccorso, la signora Lanaro, che ha visto oltre le macchine, e quindi quando mettiamo l'uomo davanti è sempre importante, come lo mettiamo sempre nelle nostre trasmissioni con questi atleti. E poi voglio ricordare e ringraziare tantissimo la chirurgia generale con il primario Guccione, il dottor Carnio e tutte quante le infermiere che si sono prodigate veramente al massimo, ma non soltanto con me, con tutti i pazienti. E un ringraziamento forte proprio in questo momento di Natale, dove spesso a Natale ci dimentichiamo le cose importanti. Esatto. E quindi in questo momento vorrei veramente dare un augurio a tutti i malati, non soltanto del San Bassiano, però con un piacere voglio salutare il mio amico Piero, che era il mio compagno di stanza, ha un po' bisogno di auguri forti, quindi noi glieli facciamo. E quindi con questo chiudo questa piccola parentesi natalizia, ma era doveroso da parte mia. Era doveroso e poi insomma sono contenta che poi le persone riescono anche a vederti, insomma stai benissimo, Sì, quindi benissimo. sarai già pronto già da Scorzè la settimana scorsa, la settimana Assolutamente. prossima, e anche noi ci uniamo comunque per questi auguri natalizi, perché so che ci guardano tante persone anche anziane, insomma riempiamo un'oretta del loro tempo e quindi possiamo sempre portare un sorriso nelle Però case. tu adesso mi devi presentare questi ospiti. Abbiamo veramente degli ospiti oggi, li abbiamo attesi un mesetto, però sono arrivati. Abbiamo il B-Team Omnia Energy con Nadir Coledani, innanzitutto, maglia di leader tra gli junior e secondo me, l'ho detto anche in telecronaca, Nadir uno dei papabili per il campionato italiano. Buonasera Nadir. Buonasera. Poi sentiremo anche Nadir. Vicino a Nadir abbiamo Luca Plaino, direttore sportivo del team Omnia Energy. Buonasera. Quindi Costantino Cesca, nuovo innesto nella categoria allievi per questa squadra friulana, tutta made in Friuli. Ciao Costantino. E Cristian Leghista, che in questo caso rappresenta un direttore sportivo del quarto livello, quindi non mio marito, ma un direttore sportivo del quarto livello in questo caso. Beh, io intanto lo saluto, ho piacere di avere qua tuo marito, perché insomma in qualche maniera gli sono solidale, hai una bella gatta da pelare, sono contento per te. Detto questo, Nicola, ieri eravamo a Schio, quindi l'abbiamo già detto in telecronaca, lo vedrete poi in telecronaca, un'organizzazione, questa volta veramente mi voglio sbottonare, sai che sono sempre molto stretta sui sì. Voti, 10. 9,5 dai. Ma è stupefacente questo che dici. Perché comunque è un'organizzazione che come percorso, secondo me, poi ce lo diranno anche i nostri atleti, è un percorso molto valido, un percorso molto simile a quelli che si trovano in Svizzera, quindi anche a livello di Nord Europa, quindi molto con pezzi da spingere, pezzi da fare a piedi, discese tecniche, contropendenze e un bel colorario, quindi questi stand tutti in ordine, molti stand, una piscina che ci ospitava, quindi docce calde, un bel parcheggio, quindi anche chi arrivava all'ultimo momento non doveva andare a girare di qua e di là per cercare il parcheggio. Un tracciato di giovanissimi che hanno visto comunque mettersi in mostra in questo bellissimo terreno tipo San Siro,
con i professionisti che poi arrivavano poco dopo. Esatto, quindi abbiamo anche questa volta i giovanissimi che hanno risposto veramente con numeri non minori alle altre prove, perché siamo sui 25-30 partenti. Ha vinto Tommaso Dalla Valle su Sergiano Giovanni e Samuele Carpene, però noi lo diciamo sempre, i giovanissimi fino al campionato italiano di Vittorio Veneto sono ancora dei giovanissimi, quindi voglio nominare un po' anche Fontana, Padovan, Rela, Bortolan, Padovan, Biabisetti e tutti gli altri, perché insomma si sono dati da fare, era anche una giornata abbastanza fredda, e, insomma vederli così lottare e divertirsi nel loro minutaggio, insomma 20 minuti abbiamo sempre detto non fa male a nessuno, anzi, quindi portate questi ragazzi a fare dello sport. Ilenia, abbiamo visto un papà Natale, Giacomo Salvador, che lo vedremo anche nelle vesti di intervistatore. Sì. Con gli esordienti ci farà brillare gli occhi. Con gli esordienti ci farà brillare gli occhi, e diciamo che abbiamo avuto 3 intervistatori in questa occasione e speriamo di aver fatto lo stesso buon lavoro anche se tu non c'eri. Perché... Oh, 3 intervistatori, ma mi vogliono proprio morto qua. Possiamo andare con la gara? Andiamo con gli esordienti e le donne esordienti. Quarto trofeo di ciclocross nella città di Schio, primo anno per quanto riguarda la Federazione Ciclistica Italiana, ne abbiamo già parlato settimana scorsa, chiaro che il movimento giovanile nella Federazione Ciclistica Italiana è molto più importante, un Babbo Natale Giacomo in veste di Giacomo Salvador, bella questa immagine, è un momento importante che dà esattamente la cifra della gioia con la quale si organizzano queste gare. Con Ilenia Lazzaro intanto un complimento all'organizzazione mentre partono gli esordienti primo e secondo anno e anche le donne, un'organizzazione strepitosa, dicevi. Beh, sicuramente io penso sia, non me le vogliono gli altri, ma la più bella organizzazione di tutto il trofeo per quanto riguarda il percorso, molto vario e molto simile nella sua interezza ai percorsi che si trovano in Svizzera, e anche per l'organizzazione, insomma, dei begli stand, le docce calde nella piscina, insomma c'era da mangiare, di tutto di più, quindi veramente è anche un bel parcheggio, una bella location molto vicina all'autostrada, quindi bene. Detto questo, sono partiti gli esordienti, quindi esordienti del secondo anno maschi e femmine, e vediamo davanti già il campione italiano con Mattia Taborra, Brancati, Rigo e tutti gli altri. Gli esordienti non facevano tutto il percorso, ma avevano già alcune contropendenze impegnative ecco, vediamo appunto Zanna che cade anche Taborra, sono delle contropendenze impegnative perché con il fondo era molto scivoloso e bisognava stare abbastanza attenti. Io qua ho visto Zanna che è cascato, ma dal movimento del braccio è cascato male secondo me, perché è andato ad allargarsi sulla parte alta della spalla, e non vorrei che questo avesse forse compromesso anche un po' quello che è la gara in questo momento in corsa. Ricordiamo che Zanna è campione italiano e intanto ce ne sono anche altri, anche Alberto Brancati, e insomma di quelli che sono papabili al titolo nazionale. Mentre per quanto riguarda le donne abbiamo una ottima Koenig in sella che sta andando alla stragrande, e la cosa importante è che comunque 23 esordienti nelle giornate, diciamo così, proprio pre-natalizie è confortante. Sì, c'erano poi anche delle altre gare in giro per l'Italia, la Lombardia aveva una gara, in Emilia c'era un'altra gara, quindi insomma diciamo che come al solito il trofeo Triveneto tiene sui numeri anche e soprattutto nelle categorie giovanili. Zanna è ancora lì davanti, quindi tiene ancora botta con Mattia Taborra, in questo momento sono loro due al comando, mentre tra le donne abbiamo visto che la Cunig, la D'Agostini e la Bolzan girano abbastanza insieme, insomma. Ecco, l'unica nota, diciamo così, sempre negativa è un po' il trend, il poco pubblico, ma noi crediamo, anzi io credo fermamente, che se si continua con questo brand, prima o dopo le cose miglioreranno, anche il pubblico, se sa che c'è una certa continuità, se sa che comunque c'è una certa visibilità, comincerà ad appassionarsi non soltanto allo sport, ma anche forse tramite l'esca di questi stand, tramite l'esca di queste mini sagre, potrebbero affascinare molto il grande pubblico. E noi preghiamo gli amici organizzatori dello Schio, che hanno veramente fatto una grande cosa, di continuare, perché sennò sarebbe veramente del tempo perduto. Invece adesso è un bel investimento, come l'investimento sono questi ragazzi.
Sicuramente Zana sta cercando di andare via, Tabor ha avuto un piccolo incidente lì nell'ultima contropendenza da affrontare, poi via tutti gli altri, ho visto Brancati e tutti gli altri. Mentre tra le donne la Koenig ha preso il comando sulla D'Agostina, già una quarantina di secondi di margine. Eccola qua, la Koenig, vediamo che smonta, fa prima, diciamo che era un percorso insomma per gli esordienti, un bel percorso tosto, ma che li preparerà sicuramente il campionato italiano di Vittorio Veneto. Infatti abbiamo visto proprio la Nicole D'Agostin poco fa, della Cicli dalla Rosa, tanto vediamo alcune altre femminucce, la Bolzan, la Koenig, la Lünger e soprattutto, abbiamo detto, GS Bike Schio, alla stragrande vediamo una smorfia di dolore e questa è una brutta smorfia di dolore di Zana, che è un po' sarebbe stato il portacolori per i campionati italiani, perché lui già campione italiano fa una fatica bestiale, guardate, molla la bicicletta. Questa è un'immagine comunque che ha una certa drammaticità, perché qua ci stiamo giocando, indipendentemente dal male, che povero sarà qualcosa di incredibile, ma qua ci stiamo giocando il campionato italiano. Sì, c'è stata una caduta, io ipotizzo, non l'ho visto dove è caduto, ma ipotizzo su una delle contropendenze e abbiamo visto proprio sporco tutta la parte destra e probabilmente la spalla. È stato poi riportato prontamente al pronto soccorso. Quindi bocca al lupo anche a questo atleta, insomma, speriamo magari che non sia niente di grave. Un augurio sicuramente, poi ci sarà un po' di delusione per quanto riguarda i campionati italiani, ma è talmente giovane che si rifarà sicuramente, come bella è e come si è rifatto sicuramente Mattia Taborra, con questa bella vittoria a 27 secondi lascia Alberto Brancati, poi c'è Rigo Simone a 39 secondi, Mattia Raccani, De Vettori, Pitton, Rizzo, Consolaro Mattia, Gemin e poi Dreossi. Per quanto riguarda le femmine abbiamo già visto Anna Koenig, appunto della Cardano, che va a vincere e dovrebbe arrivare adesso in questo momento anche Nicole D'Agostin a 57 secondi, che è seconda, terza Matilde Bolzan a 1,43, anche lei dalla Rosa Mobili, e quarta Franziska Lunger. e abbiamo visto esattamente che bell'arrivo. Qui con noi abbiamo Tabor Mattia, il vincitore della gara esordienti, un ragazzo splendido. Vogliamo sapere le prime impressioni dopo questa faticaccia. È stato un bel circuito, già da giri di prova mi piaceva e ho cercato di dare il meglio che potevo. Sul tecnico mi trovavo bene, quindi... Come sei come condizione per i campionati italiani? Da inizio stagione è cresciuta notevolmente la condizione e speriamo di far bene. Abbiamo qui tra noi il capo classifica della categoria esordienti, Lorenzo De Vettori. Le prime impressioni a caldo dopo una faticaccia del genere con un percorso tosto e splendido. È stato molto bello, il fango l'ha reso ancora più bello, non ce l'ho fatta a tenere subito la ruota dei migliori e mi sono un po' staccato, ma comunque bene, sono arrivato quinto. E vorrei fare gli auguri di buona guarigione a Filippo Zana, che abbiamo visto che è caduto. Abbiamo qui tra noi la signorina Anna, delle categorie esordienti femminile. Cosa ti è parso del percorso e di questa giornata di ciclocross? La giornata era bella e il percorso anche, era un po' scivoloso ma mi è piaciuto tanto. Allora Luca, abbiamo visto la categoria esordienti che diciamo è la prima a livello agonistico, i giovanissimi li teniamo ancora diciamo come divertimento, no? Voi avete allestito una squadra quest'anno che sta crescendo, Costantino Cesca lo vedremo poi impegnato nella categoria allievi, sta crescendo sia di numero che di qualità. Quali sono i vostri presupposti per questa stagione, sia quella crossistica che ormai diciamo arriva al campionato italiano come evento clou e poi anche la vostra stagione estiva? Sì, noi siamo partiti, come giustamente dicevi, quest'anno siamo riusciti a mettere in piedi una squadra che in parte giovanile agonistica, in parte amatoriale. E i ragazzi tesserati sono 6 per la categoria giovanissimi esordienti e poi sono Costantino e Nadir che diciamo che sono nelle categorie un po' più, sempre giovanili però di livello un po' più elevato, quindi allievi e juniores. Siamo riusciti a fare la stagione sia la nostra attività principale è sulla mountain bike, però siamo riusciti a impostare anche la stagione ciclocross con notevole impegno, anche grazie al supporto degli accompagnatori, di aziende che ci supportano e di tutto quanto lo staff,
per riuscire a far correre e a dare l'assistenza ai ragazzi anche nel cross. Quindi diciamo attività per il momento fuori stradistica, anche se diamo la possibilità ai ragazzi che vogliono correre anche di fare gol di gara su strada e eventualmente anche su pista, insomma. Abbiamo competenze, esperienze su tutti i settori del ciclismo e quindi non siamo vincolati. Siamo vincolati solo dal punto di vista dei soldi che riusciamo, dei finanziamenti che abbiamo, però per il resto riusciamo a fare tutto quello che si può per assicurare l'attività il più possibile multidisciplinare a tutti i ragazzi. Ed è quello, Nicola, che ti stiamo dicendo praticamente dall'inizio di questa trasmissione. Luca, tra l'altro, è un docente della Federazione Ciclistica Italiana, laureato in Scienze dello Sport, e quindi questa multidisciplinarietà vi porta a riuscire ad avere degli atleti come può essere Nadir Coredani, che è già una categoria internazionale, o Costantino, che è comunque una categoria nazionale, che riescono a fare ad alti livelli sia il mountain bike che il ciclocross, perché molto spesso ci siamo chiesti questo: si può fare? Cioè, vogliamo dare un avviso, un consiglio anche a questi direttori sportivi che sono ancora chiusi e magari dicono no, o si fa il mountain bike o si fa il ciclocross, o si fa la strada o si fa il ciclocross? Si possono fare tutte e due, no? Secondo noi sì, basta programmare l'attività in una certa maniera, gestire bene i recuperi e gli impegni dei carichi di lavoro in maniera adeguata, ma sì, sicuramente si può. L'esempio, qua abbiamo Nadir che è un esempio, ma non è l'unico, insomma, e non siamo noi certamente i primi a fare questa cosa qua, anche se in altre nazioni penso che questa cosa qua sia stata percorsa ben prima di quello che facciamo noi, quindi sì, dal mio punto di vista sì. Sicuramente per la società è un notevole impegno, perché non è ancora finita la stagione estiva, che inizia già quella invernale, e noi quest'anno abbiamo avuto parecchio lavoro per riuscire a gestire tutto, però sì, sicuramente non è una cosa insormontabile, non è una cosa sicuramente impossibile, e comunque servono entrambe le specialità, perché si vanno a completare il bagaglio tecnico che dovrebbe avere un corridore. Sì, non è che possiamo pensare di formare un atleta anche di alto livello facendolo solo fare una specialità del ciclismo, quello è assolutamente impossibile. Io ho piacere di parlare con quest'ospite, Elenia, perché intanto non perché sia soltanto laureato, la laurea è una cifra importante che ti porta una certa sensibilità anche all'interno della federazione. Abbiamo una federazione che veramente è retriva, nel senso che fa molta fatica a portare forze intelligenti, ma intelligenti tra virgolette, un po' di cultura, quella sensibilità. E mi viene anche in mente, in questo momento tra poco, votazioni, quelle campagne elettorali, io voglio sempre dire ai miei ascoltatori, stiamo attenti, io voterei il governo che intanto non taglia sulla sanità, intanto non taglia sul sociale, intanto non taglia sulla cultura, perché sono tre fondamenti importanti della nostra civiltà. Allora, alla fine possiamo girare tutto quello che vogliamo, però raccomandiamo agli italiani stessi di non andare a votare un governo patrigno, perché se si tolgono i finanziamenti, i soldi a queste tre entità importanti, non avremmo certo un'Italia migliore. Detto questo, avremo sicuramente un'Italia più povera. Più povera, e il ciclismo in questo deve imparare a fare sistema, a fare massa critica, perché gente come il tuo ospite, che ho piacere che hai portato qui in studio, sono quella linfa vitale importante che apre dei ragionamenti. Non diciamo che loro abbiano la ragione a tutti i costi, però aprono degli stili di ragionamenti diversi. E infatti, prima di vedere poi la gara di Costantino, che sarà quella degli allievi, volevo anche fare un appunto con Christian, perché molte persone, secondo me, a livello della federazione, a livello proprio del mondo del ciclismo, non sanno cos'è il direttore sportivo del quarto livello. Christian, lo so, non perché ci vivo assieme, ma perché questo cammino l'abbiamo fatto insieme. Ha studiato un anno alla Scuola dello Sport di Roma, quindi volevo sentire da Christian, vista la sua esperienza sia come direttore sportivo in ambito nazionale e internazionale del fuoristrada, quanto gli è servito fare questo corso del quarto livello che è riconosciuto in ambito europeo. Sì, ciao, buonasera a tutti. Innanzitutto mi associo comunque al dottor Traino. Sì, posso dire che comunque la formazione al giorno d'oggi completa il bagaglio tecnico di un tecnico all'interno della federazione ciclistica. È fondamentale perché questi ragazzi hanno bisogno di una persona guida che gli sappia dare delle competenze sia tecniche che anche sul campo. Non possiamo dimenticare,
di prendere da esempio dalla Svizzera o dagli altri paesi baschi o dal Belgio, come gli atleti già dalle giovani età sono già formati su tutte le discipline ciclistiche, per cui noi dobbiamo adeguarci a questa multidisciplinarità e dobbiamo seguire diciamo tutto quello che stanno facendo gli altri. Purtroppo al giorno d'oggi questo in quanto e dobbiamo adeguarci. Cosa pensi del percorso di ieri di Schio? Poi lo chiederò anche agli altri. E quello che manca secondo te a questo ciclocross per poter crescere ancora di più? Non per ritornare sugli argomenti che avete voi detto prima, comunque Schio adesso io ciclocross quest'anno lo corro anche personalmente, posso dire che Schio sia come organizzazione e percorso è stato secondo me vissuto la più bella esperienza ciclocrossistica quest'anno. È sicuramente lontano dal campionato italiano che sarà Vittorio Veneto, che reputo durissimo, anche se personalmente non l'ho provato e avremo modo anche di provarlo con i ragazzi. Però dico che comunque questi percorsi sì, servono. Tutto questo piattume che c'è anche non solo nel ciclocross ma anche nella mountain bike, io la vivo anche con i miei ragazzi, con un'altra squadra che seguo durante la stagione estiva, serve ben a poco, inutile che ne parliamo tanto. La tecnica e la formazione, come la formazione per noi tecnici i banchi di scuola, così per i ragazzi per crescere, la tecnica rappresenta il percorso, rappresentano i percorsi che sono diciamo difficili da affrontare e che arricchiscono un bagaglio tecnico di un ragazzo. Abbiamo capito perché insomma certe persone sono mal digerite a certi livelli, ma questa è una mia presunzione. E gli allievi? Costantino, andiamo a vedere la tua gara, no? Allievi, primo e secondo anno e donne allieve. Seconda gara di giornata con gli allievi del primo e secondo anno e quindi anche le donne. Ricordiamo, memoria Thomas Casarotto, il ragazzo che è scomparso in un tremendo incidente in una gara ciclistica. Ecco, siamo nelle vacanze di Natale, mentre guardiamo queste belle immagini di sport mi viene in mente la famiglia che proprio in questi momenti, specie di festività, il dolore si acuisce tremendamente. A me non ci sta neanche nella testa pensare il dolore che possono provare, specie nelle feste natalizie, questi genitori. Da parte nostra sicuramente ci stringiamo all'immenso dolore di questa perdita, che come ripetiamo durante le feste natalizie ci si ritrova tutti in casa e quindi non sarà certo un buon Natale. Il buon Natale noi glielo auguriamo nel senso della partecipazione, cara Ilenia. Quello sicuramente, insomma, sono i momenti più duri dell'anno, ecco, questo sicuramente. E da parte nostra però vedere quanti ragazzi oggi hanno reso memoria a Thomas, perché insomma una partecipazione molto molto vasta, specialmente in questa categoria degli allievi. Abbiamo visto i primi e secondo anno maschi già partiti, abbiamo visto anche le donne, quindi anche a livello femminile tante donne allieve di qualità, quindi insomma tutti questi ragazzini che oggi hanno corso anche per Thomas, quindi veramente speriamo insomma nel piccolo di aver potuto dare qualcosa anche alla famiglia. Detto questo, il percorso è già diverso dagli esordienti perché era il percorso nella sua interezza, quindi anche con le discese abbastanza toste, con delle scalinate da fare, queste consuete tavole. Edoardo Nichele prende già il comando, quindi il ragazzo va avanti e dietro vediamo Smarzaro e tutti gli altri, De Bellis e quant'altro, quindi già un buon margine di vantaggio per Nichele. E Nichele ha già dato un bel margine di vantaggio, si è già subito si attesta intorno ai 20 secondi, mentre vediamo ancora il Postumia, ce ne sono tanti, qua abbiamo visto proprio Filippo Camatta della Postumia 73 di Dino Oliviero, insomma un percorso già un po' più duro, un po' che si avvicina ai percorsi del nord e quindi continuiamo a dire anche agli organizzatori di continuare in questo trend. Sì, abbiamo visto tra gli allievi del primo anno Michele Bassani che è già davanti e con Jacob Dorigoni un po' più staccati Cesca, Zecchin e De Bellis, quindi ritornato Michele Bassani dopo gli impegni in ambito nazionale e vedremo come andrà a finire oggi. Eccolo qua, De Bellis un po' più indietro, mentre tra le donne adesso le aspettiamo e vedremo passare davanti fin dall'inizio, eccola qua, Rachele Barbieri, anche lei reduce dalla vittoria del Giro d'Italia di ciclocross, quindi sarà una
probabile protagonista ai campionati italiani e sta andando molto bene, già oggi su un percorso del genere insomma sta dando da fare alle sue avversarie. Dietro abbiamo l'Anna Faoro e la Katia Ragusa, abbiamo ancora la Zanettin davanti, mentre è già staccato a Sofia Begin, quindi Sofia Begin ancora una volta risente un po' di questi percorsi e magari è ancora un po' stanca. Eccola qua, vediamo, vedi com'è pesante anche nell'alzare la bicicletta, il primo giro così non è molto simpatico. Abbiamo visto che comunque come si sono un po' rimescolate tutte le carte. Intanto vediamo questa bella discesa, come l'ha presa bene Nichele, che abbiamo detto, lui ha uno stile tutto suo ma molto elegante in bicicletta, un po' tipo alla Marco Aurelio Fontana, pare che non facciano fatica quando pedalano. Abbiamo visto come si sono un po' rimescolate le carte in tavola, specie nelle donne. Abbiamo visto la Begin abbastanza in splendida forma con la Zanettin, adesso un po' invece tutto si è rimescolato. Sì, ovviamente adesso arrivano anche le altre, quindi a livello ci stiamo avvicinando al campionato italiano e vediamo un po' i valori in campo. Mi è piaciuto questo focus sulle 2 discese, erano le ultime 2 discese del percorso e tecniche da fare con attenzione perché si scivola parecchio. Michele Bassani, eccolo qua, già al comando nella sua categoria, mentre abbiamo visto appunto Edoardo Nichele già da solo, questo è ferro, quindi sono poi tutti gli altri a scalare, ma già insomma vedere questi ragazzi che già affrontano queste asperità che diciamo durante il trofeo non è che ne abbiamo viste tante, insomma ben venga e complimenti veramente al percorso, agli organizzatori, è veramente un bel percorso. Bel percorso, quindi loro sicuramente sono promossi. Noi speriamo sempre che possano comunque rilanciare e non demoralizzarsi. Io sono un organizzatore delle prime ore, con la pista soprattutto quando i primi tempi non c'era pubblico, e invece perseverando, ottimizzando e far sì che il brand della pista, come in questo caso del ciclocross, fosse fortemente caldeggiato anche dai media e con qualche personaggio importante, come sta succedendo più quest'anno che negli altri anni. Tra poco vedremo anche Trentin, un professionista, oltre a Marcello Pavarin, che ha un po' aperto le danze di questo trofeo Triveneto. Diciamo che non bisogna demoralizzarsi perché poi comunque i ritorni ci saranno e questo va detto e va assolutamente pubblicizzato, Ilenia. Quello sicuramente, cominciamo ad avere dei bei nomi, anche lo stesso Trentin insomma è anche conosciuto, quindi vederlo ritornare nei campi da ciclocross fa bene e dimostra che questo ragazzo si sta preparando agli appuntamenti internazionali con il ciclocross. Edoardo Nichele sempre più solo al comando, mentre davanti con secondo Daniel Smarzaro che preferisce fare questo pezzo, ecco la scalinata. La famosa scalinata, che questa è molto bella, perché se andiamo a pensare eravamo su degli argini, alla fine non eravamo in montagna qui, eravamo su degli argini, hanno veramente fatto un bellissimo percorso. Bassani già al comando per quanto riguarda gli allievi del primo anno, abbiamo visto Rachele Barbieri già da sola al comando, questo è ferro e tutti gli altri montagnere, tutti gli altri degli allievi appunto del gruppo sportivo Mosole. Bettiol, Brianti e Graf chiudono, diciamo così, un po' il lotto di coloro che sono a pieni giri, e poi sicuramente un plauso va fatto non soltanto, adesso abbiamo già inneggiato gli organizzatori, ma a questi atleti, perché ricordiamo che l'ultima domenica dove si potrebbero fare spese natalizie, ecco, questo è il ciclismo che conta, il ciclismo è la passione che va oltre ad ogni cosa, oltre anche forse alle commercializzate. Ecco, intanto vediamo giustamente Edoardo Nichele della Guadense Rotoga che si impone per l'ennesima volta e poi seguito da Daniel Smarzaro a 30 secondi, Rudy Molinari a 42, a 57 Cristian Buttò, a 1 minuto e 03 Ferro, poi dopo Montagnier, Camatta, Bettiol, Brianti e Graf. Per gli allievi del primo anno abbiamo visto già l'arrivo di Michele Bassani che regola quasi 1 minuto Jacob Dorigoni, quindi Costantino Cesca, Matteo Zecchin, Davide De Bellis, Lorenzo Del Sant, Francesco Gallo, Moreno Marchetti, Mattia Pelizzer e Antonio Pizzolato. Questo è De Bellis, aspettiamo l'arrivo della prima donna che arriverà, penso, eccola qui. Rachele Barbieri, Sera Mazzoni che distanzia di 1 minuto e 13, quindi veramente parecchio, Anna Faoro, eccola qui, quindi abbiamo Katia Ragusa 1,28, a 2 minuti Chiara Zanettin, quindi la leader perde diciamo posizioni da podio oggi, Begin, Dalmagro, Betz, Borghesi, Camatta e Girardi. Katia Ragusa, una ciclista qua che abita vicino a Schio. Cosa ti è parso della gara oggi, del percorso anche?
Beh, bellissimo percorso, è venuta fuori una gara dura, selettiva, percorso bellissimo e ringrazio tutta la mia squadra che mi supporta in tutto. Come sei come condizione fisica per l'italiano? Stiamo crescendo e finalmente è arrivato anche un buon risultato. Abbiamo qui tra noi Rachele Barbieri, che in questo momento ha un periodo di forma strepitoso, sia il Giro d'Italia Cross. Oggi è venuta qua nel Trofeo Triveneto con una prestazione, diremo, maiuscola. Cosa ne pensi del percorso e della tua prestazione e com'è la condizione per i campionati italiani? Beh, il percorso è molto bello, veloce, tecnico, mi piace molto, adatto alle mie caratteristiche. Per la forma diciamo che ci siamo, l'italiano, ho visto il percorso è duro, molto selettivo anche quello, speriamo di andare bene. Per i piazzamenti che ho ottenuto ultimamente sono molto soddisfatta, però alla fine devo dire a tutti che le fatiche ripagano sempre e un grande grazie va a Milena Cavani che mi allena e mi sostiene sempre. Abbiamo qui tra noi Dorigoni Jacopo, il capo classifica. Cosa ne pensi di questa giornata? Per te è stata una giornata produttiva? Sì, era bella, il tecnico è per me e all'inizio ho perso troppo e poi Bassani mi è andato via. La condizione in vista del campionato italiano di Vittorio Veneto? Mi sto preparando e spero su un podio. Abbiamo qui tra noi il vincitore della gara esordienti allievi primo anno, Michele Bassani, ex campione italiano. Cosa ne pensi del percorso e la tua condizione fisica in vista del grosso evento del campionato italiano a Vittorio Veneto? Oggi il percorso era molto tecnico, era abbastanza adatto alle mie caratteristiche, sono andato bene. Per quanto riguarda la condizione sta crescendo giorno dopo giorno e spero di arrivare il 12 gennaio al top per riuscire a fare una gara molto interessante. Ecco qui tra noi il vincitore della gara allievi secondo anno, Edoardo Nichele. Volevo sentire le tue impressioni del percorso, la condizione com'è e come siamo andati anche al Giro d'Italia quest'anno. Il Giro d'Italia abbiamo fatto poche tappe quest'anno, poi per il discorso degli italiani stiamo cominciando la preparazione, la condizione sembra essere buona, vista la gara di oggi siamo partiti subito in solitaria e adesso speriamo di continuare così nel Triveneto e portare a casa la maglia tricolore. Abbiamo visto la categoria allievi, Costantino, insomma, stai crescendo gara dopo gara, prima categoria che vediamo ad affrontare qui a Schio il percorso per intero. Come ti sei trovato con questo percorso? Se ti è piaciuto, volevo una tua impressione. Il percorso personalmente mi è piaciuto molto, si adattava anche abbastanza alle mie caratteristiche e alle caratteristiche di un biker in generale. Senza nulla togliere agli altri percorsi, penso sia stato il più bello fino adesso. Mi sono divertito che c'erano 2 discese belle e il terreno era abbastanza insidioso anche perché al mattino nei giri di prova è cambiato rispetto a quando abbiamo corso noi. Insomma ti sei divertito parecchio, dalla faccia non lo esprimi molto. Tu devi sorridere di più, ragazzo mio. Porco ma è un po' teso, no? Un po', è timido. In studio. Sei un po' vabbè, fai finta di essere in un bar, ci manca solo il caffè e poi siamo a posto. In vista di campionato italiano, hai avuto modo di vedere anche i video che girano su internet del percorso di Vittorio Veneto, oppure, non so, ti sei fatto raccontare da qualcuno, andrete a provarlo? Ho avuto l'occasione di vedere un video su internet che è stato pubblicato sul sito di Treviso MTB. E guardi anche internet tu? Ma esiste? Certo. Ma mi sembrate questa è fantascienza, ragazzi, perché quando tu parli, Elenia, di internet, dico, guarda, ma esistono anche queste cose qua oggi. Eppure c'è ancora qualcuno all'interno della federazione che pensa che internet sia, non so, come la volpe e il piccolo principe. Prima Cristian diceva una cosa, no, importante, ci sono dei circuiti di mountain bike che paiono veramente dei circuiti
strappati un po' al ciclocross, ma molto veloci, che non hanno nulla neanche a che vedere né con la mountain bike neanche con il cross. Guarda che negli anni scorsi, anche per questioni evidentemente di interesse, c'erano alcuni sponsor che dicevano o lo facciamo così o a me il ciclocross non piace. Allora bisogna sempre discriminare, se dobbiamo insomma metterci la faccia o qualcos'altro. È sempre questo il discorso, non è che si possano fare una e l'altra. Si può fare il ciclocross, si può fare la strada, però o ci si mette la faccia o ci si mette un'altra parte del corpo. Quindi qua, detto questo, siccome abbiamo sempre il tempo tiranno, andiamo con gli juniores. Andiamo con gli juniores e vediamo una Nadir. Quindi juniores, fascia 2 e donne tutte. Terza gara di giornata con l'organizzazione del gruppo sportivo Schio Bike. Siamo a Schio, vediamo tutte le bellissime montagne e la partenza junior, quindi fascia 2 e donne tutte. Vi hanno accontentato e adesso è un po' il leitmotiv, partite sempre dietro. Sì, è bella, leitmotiv, partite già dietro e bene, magari 40 secondi sono un po' pochini in questi percorsi perché abbiamo trovato gli amatori in terra già alla prima curva, è stato un po' oggi una gara un po' così. Detto questo, juniores già davanti con Franzolin, Andreatta, Nadir Coledani, Pellizzon, Zanella, che affrontano la scalinata, quindi il pezzo diciamo più bello e più tecnico di questo percorso. Nadir Coledani, eccolo qua, questa è la discesa più lunga, diciamo anche più ripida di tutto il percorso, quindi sarà una bella gara combattuta oggi per quanto riguarda gli juniors perché abbiamo veramente dei bei valori in campo. Per quanto riguarda gli juniores, oltretutto c'è Franzolin, Zanella, Barattin, Bondavalli, tutti coloro che comunque una volta hanno sempre vinto in questo trofeo. Abbiamo visto leggermente, io continuo a dirlo, Franzolin appesantito, un po' meglio delle scorse settimane, questo ragazzo avrebbe bisogno di riposare, avrebbe bisogno forse di mollare un po' prima dei campionati italiani, però è molto difficile. Adesso ci sono gare importanti, quindi adesso bisogna menare, c'è poco da fare. Detto questo, abbiamo visto nella fascia 2 già il duello Zoppas Dal Grande con Daniele Savio, terzo incomodo. Quindi anche qui vedremo perché la gara di oggi potrebbe essere determinante sia per Zoppas che per Dal Grande. Questa è l'altra contropendenza da affrontare prima delle due tavole con Franzolin e Nadir Coledani che cercano già di andare via rispetto agli altri, Andreatta, Pellizzon e Zanella. Quindi sono questo è Bondavalli che ha vinto anche la settimana scorsa e poi tutti gli altri, quindi diciamo che veramente una bella gara per gli juniores perché sono quasi tutti lì e si giocheranno veramente fino alla fine. Abbiamo parlato molto di Zoppas e Dal Grande, quindi qua si dovranno giocare loro due, intanto vediamo Zoppas davanti, Dal Grande che insegue. Poco abbiamo parlato di due altri talenti secondo me che sono sia Daniele Savio che Renzo Valentini, che stanno andando molto bene in questo trofeo. Sì, sono sempre costanti intorno alla terza, quarta posizione, ma sono tutti di categorie diverse perché appunto qua abbiamo anche Schiro che è rientrato, che normalmente fa le gare dell'Udace. Sono posizioni diverse e categorie diverse, poi il campionato italiano gareggeranno quasi tutti diciamo da soli. Francesca Cauz prende il comando già dall'inizio, quindi fin da subito, io avevo ipotizzato che vincesse lei e come al solito non sbaglio. Eccola qui già davanti con Valentina Scandurara che è già a quasi 40 secondi. Valentina preferisce scendere a piedi questo pezzo per non rischiare le cadute. Con il tempo, quindi con le gare, il percorso era molto più scivoloso, quindi invece di asciugarsi si è bagnato ancora di più. Elena Valentini tallonata da Milena Cavani attualmente prima master perché Paola Magnago è un po' più indietro e abbiamo anche la Soligo che si attesta intorno alla quinta, sesta posizione assoluta. Eccola qua, Paola Magnago indietro, c'è stato questo problema all'inizio con gli amatori che sono caduti subito la prima curva, è stata una gara un po' così. Abbiamo visto che comunque la Cauz sta andando o troppo forte la Cauz, intanto ti vediamo anche te qua bella pimpante, o sta andando come un'esagerazione la Cauz o vuol dire che insomma le altre stanno un po' patendo questo percorso. Sta andando forte la Cauz, domenica scorsa l'abbiamo detto, ha preso 30 secondi dalla Lechner. Ecco, la Cauz sta andando forte, appunto, non è che le altre vanno piano, la Cauz sta andando forte ed è giusto che sia così. Tu l'avevi detto già all'inizio stagione. L'ho detto fino all'inizio stagione, poi dirò anche il mio podio ipotetico la settimana prossima del campionato italiano, poi vediamo se indovino. Nadir Coledani già davanti ha staccato Franzolin, eccolo qui, quindi Franzolin e Andreatta, quindi Andreatta è andato sotto a Giulio Franzolin. Come vedi la pedalata di Giulio? Lo vediamo adesso. Lo vedo un po' incatramato sinceramente, usando il mio gergo. Nadir sta andando forte, però anche Nadir è a 30 secondi da Gioele a livello nazionale, quindi siamo lì, sarà una bella lotta per il campionato italiano. Zanella
si attesta attorno alla quarta posizione, e anche Pellizzon. Sono tutti ragazzi che tra l'altro sono del primo anno, quindi sarà una bella lotta per le posizioni di rincalzo secondo me per il campionato italiano, perché la vedo più una sfida con Ledani e Bertolini. Mentre per quanto riguarda la fascia 2, Zoppas dal Grande, quindi si tallonano a vicenda e vedremo oggi come andrà a finire, perché è veramente una gara determinante ai fini della classifica per loro due. Vediamo adesso chi sta arrivando in questa, ecco, Daniele Savio, che è sempre terzo, lui molto costante, quindi secondo me potrà fare molto bene. Sì, ma abbiamo detto prima, scusa ti interrompo, che Savio sia Valentini, questi sono tutti quanti potenziali campioni italiani. Vabbè, sono tutte categorie diverse, quindi alla fine al campionato italiano vedremo. Ecco, l'unica cosa che non abbiamo qua il confronto è con le altre regioni, perché in effetti a categorie amatoriali si confrontano solamente quelli del Triveneto, quindi bisogna un po' aspettare anche poi i lombardi, magari anche qualche laziale, perché vanno forte. Nadir Coledani, eccolo qua. Quindi molto bene, molto bella la sua pedalata, sta andando bene. Oggi l'abbiamo anche ospite in studio, quindi poi chiederemo anche a lui come pensa, quali sono le sue aspirazioni. Andreatta e Franzolin, secondo e terzo. Allora, i valori in campo sono questi. Io continuo a dire che il trofeo Triveneto di ciclocross, anche per quanto riguarda, come dicevi tu, Ilenia, le altre categorie degli amatori, sia stata una ottima palestra di allenamento intanto per arrivare ai campionati di Vittorio Veneto. Quindi il Veneto in questo ha sempre è un passo avanti, è sempre quel quid in più. Intanto abbiamo visto che ha rotto gli indugi proprio Flavio Zoppa, si è partito come una saetta, e il diesel dal Grande sta un po' patendo, mentre vediamo la Cauz che ha una pedalata strepitosa. Sì, Francesca Cauz sta andando bene, sia sul tecnico che dove c'è da menare, insomma, da spingere. Valentina Scandolara non pensava di fare un risultato del genere, perché è scesa in quasi tutte le discese, però dimostra ancora una volta che va forte. Ecco, io ho rotto il cambio, quindi ciao e arrivederci alla prossima settimana. Quando si rompe un cambio, cosa vuol dire in termini economici? In termini economici non sono 50 euro, insomma, diciamo che devo lavorare un mese per pagarlo quasi, quindi vabbè, succede. Fortunatamente non ne ho rotti tanti nella mia carriera, per fortuna, e insomma prontamente si aggiusta, perché le gare sono subito, sono già la settimana prossima, deve essere pronto tutto per la settimana prossima. Questo te l'ho chiesto non perché mi piace sapere esattamente cosa costano le componenti sappiamo benissimo che ci sono di tutti i prezzi, ma arrivare a questi livelli le componenti costano molto perché sono ipercollaudate. Vogliamo dire per l'ennesima volta, e approfitto di questo momento, che il ciclocross dovrebbe avere un ambito più importante come nelle Olimpiadi, perché comunque i costruttori possono veramente capire molto dal ciclocross, più che della mountain bike. Quello sicuro, perché comunque insomma tutti i materiali sono sottoposti a delle condizioni che a livello di laboratorio sono impossibili da fare. Stesso mio cambio si è tranciato a metà, e quindi poi io ho una bella collaborazione con il costruttore dove ho preso il cambio, e lo porterò a visionare, perché secondo me è utile anche per loro poi per capire cosa fare, come migliorare. Francesca Cauzza, quella qua bici in spalla sulla scalinata, sempre più al comando, quindi oggi Francesca non ha assolutamente rivali. E eccola qua, Valentina Scandolara, che va molto bene nei pezzi da fare a piedi, un po' meno dove c'è da guidare, però Valentina ha una bella gamba, perché ha fatto insomma una bella stagione su strada, tanti chilometri sulle gambe, e insomma bene. Elena Valentini un po' in difficoltà. Ma è in difficoltà perché è un percorso che forse non è gradito agli italiani, perché questo è un percorso che avevi detto tu prima, alla Svizzera, quindi anche duro come percorso. Se dobbiamo contrapporre questo percorso con altri tipi di atleti, con altri tipi di avversari, mi piacerebbe poi vedere le difficoltà della Elena. No, Elena ho paura che è proprio un momento un po' adesso che non va, perché in questi periodi, in questo percorso di solito va sempre forte. Vediamo adesso l'arrivo, eccolo qua, Nadir Coredani, netto vincitore, e insomma va a ipotecare la maglia. Ormai mancano 2 prove, quindi penso che la maglia sarà sua. Francesca Cauzza, eccola qua, subito dietro, quindi veramente forte oggi. Milena Cavani poi sarà la prima delle master. Andiamo a dare l'ordine d'arrivo completo. Allora, Nadir Coledani degli junior, Luca Andreatta al secondo posto, Giulio Franzolin al terzo, Pellizzon, Zanella Barattin, Bondavalli, Casanova, Segata e Pellizzato chiudono il lotto dei piazzati. Per quanto riguarda le donne abbiamo visto la Francesca Cauz, anche Valentina Scandolara 2.14 e la Valentini a 0.50, quindi poi abbiamo la Milena Cavani a un giro, poi Soligo, Maniago, Micheletto, Camatta, quindi Beatrici, Selva e Maronese.
Mentre vediamo adesso appunto la fascia 2, questo è Giulio Franzolin, quindi stanno arrivando anche tutti gli juniores, e andremo a vedere poi fra Zoppas e Del Grande, quindi eccolo qua, Flavio Zoppas che vince oggi a Schio, quindi prende punti preziosi su Del Grande, Savio, Valentini, Rossi, Schiro, Bellante, Sponga, Giannella e Michele Feltre. Francesca Cauz, sei rientrata in questo trofeo Triveneto già con una vittoria, la tua prima vittoria in questo trofeo? Sì, niente, oggi sono andata molto bene, sono contenta, sono partita alla grande, finalmente è arrivata questa vittoria, il percorso mi si addiceva, era molto tecnico, mi piaceva, poi all'ultimo giro ho anche bucato e ho avuto paura di perderla questa gara, però alla fine ho stretto i denti, ho corso un po' a piedi, così un po' facendo finta di non aver bucato, così un po' giocando d'astuzia sono riuscita a portarmi a casa questa vittoria. E adesso campionato italiano, quali sono le tue aspirazioni? Corri praticamente in casa in un percorso che ti si addice notevolmente, in quanto molta salita, molti pezzi a piedi, tu vai forte anche a piedi. Sì, diciamo che la gara la fanno più i corridori che il percorso in sé. E sì, corro in casa, punto molto quest'anno il campionato italiano e speriamo di avere una giornata positiva e di fare una bella gara. Giovanna Micheletto, prima delle junior oggi un percorso tosto. Sì, era un bel percorso perché c'era una bella parte tecnica, poi invece c'era il finale che era abbastanza lineare, quindi si poteva anche recuperare e pedalare in maniera sciolta e quindi era molto vario e molto bello, mi piaceva molto. Adesso campionato italiano, anzi prima Scorzè, correte praticamente in casa, campionato Veneto e poi campionato italiano. Quali sono le tue aspirazioni per la tua categoria? Allora sicuramente le aspirazioni sono alte, poi bisognerà vedere, io cercherò di impegnarmi al massimo e vedere cosa mi aspetterà in futuro. Abbiamo visto gli junior con Nadir sempre più protagonista, non solo in ambito del trofeo Triveneto. La mia domanda è questa. 2 settimane fa a Orvieto, sempre più vicino a Gioele Bertolini, quali sono le tue aspirazioni per il campionato italiano e insomma il tuo piccolo sogno nel cassetto? Allora sì, domenica scorsa a Orvieto ho fatto la gara contro del Giro d'Italia, c'era anche il Gioele e rispetto all'inizio stagione i distacchi stanno cominciando a venire più dalla mia parte, ci sono sempre quei 15-20 secondi che ci dividono. Io dico che adesso lui è ancora nettamente più forte di me, però io sto crescendo ogni gara e quindi il mio sogno nel cassetto, magari il mio obiettivo così è il campionato italiano, che è anche a Vittorio Veneto il mio percorso, lì ho sempre fatto bene ogni anno. Quest'anno so che mi sono informato è al contrario rispetto agli altri anni, c'è la discesa che si faceva è in salita, quindi è bello tosto, duro, poi c'è anche una discesa veloce in sterrato. Prossimamente andremo a provarlo, sì, visto che è vicino a casa andremo un po' di volte a provarlo e basta. Scusi, se mi interrompo un attimo, lui ha detto in questo momento Gioele è più forte di me, io vorrei anche il conforto del dottore, ma io credo che abbia detto una sciocchezza che a quest'età è facile, la testa, forse nella testa Gioele è più forte. Ma io penso che una cosa poi magari Luca potrà non so, svelarci meglio, forse a parole dice così, però è palese sotto gli occhi di tutti che lui fin da quando c'è la bandierina del via prova ad attaccare Gioele Bertolini. E tu l'hai detto all'inizio stagione anche questo. Ed è una cosa che ti dà atto, cioè il fatto che tu in questo momento dici è il più forte, però non stai lì a guardare, cerchi di attaccarlo e hai visto che se cerchi di attaccarlo, insomma, prima o dopo può anche essere che anche lui, insomma, è una persona, non è un robot, giusto dottore? Beh, certo. I corridori sono tutti, soprattutto alla loro età, sono tutti più o meno allo stesso livello. Perché vanno tutti a scuola uguale, siano tutti uguali, hanno tutti più o meno lo stesso tempo per allenarsi e le forze in campo ad un certo livello sono quelle. Quindi sicuramente per un ragazzo della loro età la testa fa una differenza enorme. E poi magari sì, c'è l'esigenza o c'è la pianificazione di arrivare in condizioni migliori a un evento particolare nell'anno e potrebbe essere anche questa tattica qua messa in campo, no? Allora, Quindi... senza svelare un po' a chi magari ci segue, che magari abbiamo quelli della Salitalia che ci seguono, poi vanno a riferire, eccetera.
Come si allenano dei ragazzi che vanno a scuola, quindi capiamo fin dall'inizio, ok, sono ragazzi che fanno l'attività estiva nel mountain bike in questo caso, staccano un po', quindi giusti stacchi, e poi si preparano per il cross. Qual è, fra virgolette, la settimana tipo, senza svelare niente di strano? Non c'è nessun segreto. Diciamo che nella nostra società la parte tecnica e di gestione è affidata a me e al mio collega, che è il dottor Claudio Cucinotta, che sì, sicuramente è conosciuto da un altro dottore nel ciclismo. Esatto. Ma sto guardando una trasmissione di sport o sto assistendo a una trasmissione di fantascienza, perché sono tutti ignoranti i ciclisti, dicono. Invece no, ci sono tanti ciclisti che hanno fatto anche carriera, come ad esempio Claudio Cucinotta, è stato professionista e che ha studiato e si è laureato. Marcello Pavarini, insomma, il nostro Marcello, che è stato il primo, va all'università anche Marcello, E non hanno diritto al voto. E non hanno diritto al voto perché noi non votiamo mai, perché siamo le povere menti mancanti della federazione. Prego. Sì, per cui diciamo che riusciamo a seguirli con delle tesi di votazione durante tutto l'arco dell'anno, che vanno a affiancare la prestazione in gara. Curiamo anche l'aspetto del posizionamento in bicicletta, ad esempio, in maniera abbastanza precisa. E sì, chiaramente l'allenamento deve tenere conto prima di tutto del fatto che devono andare a scuola, che per noi è la priorità più importante. E questo mirato, insomma. Sì, e difatti qua credo che forse a Nadir dobbiamo anche tirare un po' le orecchie. Urca. E poi per il resto, chiaramente sì, non inventiamo niente, facciamo dei lavori sia specifici con la bicicletta da cross e lavori meno specifici con la bicicletta da strada, per lavorare sulla forza e sulla parte metabolica, insomma, ma non c'è niente di segreto, assolutamente. E i lavori che fa Nadir sono cose che fanno la maggior parte dei ciclisti. E quindi poi la testa in quel punto poi gioca Sì, molto, diciamo che ci sarebbe tanto da dire sulla preparazione psicologica, no? E sicuramente io non sono quello più preparato per entrare in un discorso così preciso da quel punto di vista lì. Però sicuramente facciamo il possibile per garantirgli il meglio in termini di materiale, di assistenza e di allenamento, affinché poi sia solo responsabilità sua riuscire a fare la gara come dovrebbe andare. E poi alla fine è soltanto un click, e noi speriamo che questo click sia proprio con i campionati italiani. Lenia, abbiamo l'ultima gara. Ultima gara, Elite Under 23 e fascia 1. Gara che fa calare di fatto il sipario a Schio con il gruppo sportivo Schio Bike, e rinnoviamo i nostri complimenti perché abbiamo già visto anche da queste immagini come è tutto messo in ordine, come anche graficamente fa piacere vedere questi gazebi messi in maniera così lineare, molto, molto attenta, anche questo vuol dire molto per i corridori, questo arrivo che non ha certo lesinato spazio per dare un po' più di visibilità ai corridori, per poter fare delle belle volate. Qua siamo con gli Elite Under 23 e fascia 1, tanto per dire, del Riccio Carmine, che abbiamo visto già presente per la seconda volta consecutiva, e qua i grandi, se la dovevamo vedere, Paccagnella, Trentin soprattutto perché è un professionista, ma abbiamo ancora Marcello Pavarin che è un po' la nostra vittoria morale. Sì, abbiamo visto partito già veramente forte Matteo Trentin e subito a ruota Raffaele Visinelli, Paccagnella e Braidot, quindi sono questi 4 che andranno a giocarsi la vittoria a livello assoluto, mentre dietro Iari Cisotto, eccolo qua, aiuto, caduta di Nicola Spettinà, che insomma si è anche salvato perché poteva fare veramente un rabaltone peggiore. Matteo Trentin si leva i guanti perché ha caldo, che è abituato lui in Belgio, quindi Trentin, Visinelli, eccoli qua, Braidot e Thomas Paccagnella. Bello vedere come Matteo Trentin stia utilizzando il ciclocross per preparare poi le classiche del nord, quindi dal Fiandre, Roubaix eccetera. Thomas Paccagnella salta gli ostacoli, anche Iari che ha preso un po' di grinta con questa maglia salta gli ostacoli. Primo fascia 1 Diego Rettis, collocato già davanti, e attacca Carmine Del Riccio, quindi Diego Rettis che sta affrontando un ottimo momento di forma, e vediamo veramente Del Riccio un po' in difficoltà in questo momento, quindi poi tutti gli altri, Giuseppini con la sua maglia di leader, Perini e Da Ross, Leghissa e poi tutti gli altri a seguire.
Benissimo, abbiamo visto come salta anche ieri sotto questi ostacoli un po' la Marco Aurelio Fontana. Io sono della convinzione che questo ragazzo ha dei margini di miglioramento incredibili, tanto abbiamo visto proprio Cristian Leghissa passare in questo momento con tutta la fascia amatoriale. Abbiamo visto molto bene Visinelli, però io continuo a dire che Thomas Paccagnella sta facendo dei progressi esagerati proprio negli ultimi giorni, tanto abbiamo visto passare Del Riccio. Sì, si sta preparando bene per l'italiano, quindi io non dico niente che sono scaramantica, vedremo poi a Vittorio Veneto. Vittorio Veneto secondo me sarà un bel banco di prova per tanti, perché è un percorso che non abbiamo mai visto fino adesso, quindi questo si avvicina secondo me un terzo a Vittorio Veneto come durezza. Quindi secondo me attenti, e ormai chi ha sottovalutato Vittorio Veneto è troppo tardi per preparare l'italiano. Quindi. Secondo te è un percorso quello di Vittorio Veneto veramente forte? Questo è un terzo di durezza di Vittorio Veneto e secondo me non mi sbaglio, poi vedremo. Io sapevo che Giacomo Salvador è un po' carogna, ragazzi. È inutile che si va a vestire da Babbo Natale, però non è neanche giusto fare questi percorsi. No, è giusto e chi ha sottovalutato e non ha fatto quello che doveva fare per preparare Vittorio Veneto farà fatica poi e vedremo se avrò ragione. E penso che avrò ragione. Raffaele Visinelli è già davanti, ecco Marcello piccola debacle nella scalinata, Visinelli comunque già davanti con Paccagnella e Matteo Trentin, anche Trentin insomma per essere ormai un ciclocrossista a mezzo servizio sta andando bene, questo è Lavarda e poi tutti gli altri che vanno a seguire, quindi davanti abbiamo sempre Diego Retis, Del Riccio, Giuseppin che oggi è un po' in difficoltà e poi tutti gli altri. Abbiamo visto bene anche Paolo Perini da Ross, anche Cristian Leghissa sta facendo una ottima gara. Qua vediamo sempre il grande Raffaele Visinelli che sta vestendo la maglia di campione del Trofeo Triveneto, però insidiato da vicinissimo a questo punto da Thomas Paccagnella, che credo che si stia avvicinando. Adesso ha rotto gli indugi Thomas, vuol far vedere che lui c'è e che è forte e che può essere un cliente veramente ostico per chiunque in Italia. Noi ce lo auguriamo anche perché darebbe valore e darebbe anche un significato più profondo a questo Trofeo Triveneto che va conservato, perché ricordiamo è un patrimonio nazionale questo trofeo, perché si chiama Triveneto ma di fatto vengono un po' da tutta Italia. Sì, vengono da tutta Italia e quindi insomma benvengano percorsi di questo tipo, lo ripeto, auspico il prossimo anno di vedere qualche percorso in più di questo tipo, perché è il primo, ne ho contati 3 fino adesso degni di Svizzera e quant'altro, quindi... Scusami Elenia, però una volta non c'erano manco quelli, vuol dire che il trend si sta alzando, Oddio, una volta gli ultimi anni, perché quando ho vinto io il trofeo erano tutti percorsi così, e qua apro e chiudo e spero che magari anche il prossimo anno di vedere qualche salita in più, qualche pezzo in più da fare a piedi, che insomma non guasta. Io ho sentito solo gente contenta del percorso di oggi, quindi bisogna dargli atto per il primo anno che l'hanno fatto, perché a livello Udace non era così, era molto più facile, quindi secondo me insomma un bel percorso, complimenti. Io voglio invece ricordare che abbiamo visto passare Claudio Sartori, perché è un ciclocrossista tra i master, un po' nell'anonimato. Ho visto questa bella figura che sembrava quasi un papà Natale e mi piacerebbe soffermarmi anche su di lui, ma ce ne sono tanti, c'è anche Boscato, Antonio, Zanantonio, Zanantomio, Oscar, Zabeo, vorrei veramente nominarli tutti. Intanto vediamo con quella maglia da campione italiano un po' così, invece questo qua è Marcello Pavarin che ha raccolto il nostro invito e non ha più mollato il ciclocross e secondo me sta andando molto bene. Ricordiamo che questo, come dicevi tu Elenia, è un percorso veramente duro e Pavarin non si è fatto poi tanto staccare, non è che sia 3 giri, e l'ha attaccato sui 2 minuti, è in 7ª posizione. Credo che questo sia la dica lunga sull'allenamento che si può fare in questi ambiti. Sì, Marcello si sta allenando con Thomas e si vede, insomma, ha fatto dei miglioramenti gara dopo gara in percorsi del genere, vederlo già affrontare con grinta molto bene. Del Riccio ha staccato Diego Retis, quindi in questo momento è al comando. Tutti gli altri, ecco, vediamo poi come affrontano anche in diverse maniere la fascia amatoriale, queste contropendenze. Paccagnella ho visto che guarda, sembra quasi anticipare la sua azione. Sì, Thomas ha visto che probabilmente anche Raffaele ha avuto qualche problema, ha rotto la catena, Visinelli, quindi adesso cambia e diciamo che un po' studia, è molto bello perché vuol dire che è molto lucido nella pedalata. Eccolo qua, ha già staccato tutti, ha staccato Daniele Braidotto e va a vincere anche questa settimana.
Al secondo posto lo vediamo arrivare Daniele Braidotto, eccolo qua, primo tra l'altro degli Under 23, quindi vediamo arrivare anche Matteo Trentin, terzo assoluto e secondo Elite, Raffaele Visinelli, sfortunatissimo oggi, sarà il terzo Elite, quarto assoluto, e poi vediamo arrivare il primo Master, eccolo qua, quinto assoluto, Carmine Del Riccio, quindi Nicolas Petinà, Marcello Pavarin, Diego Retis, Diego Lavarda, Sergio Giuseppin, Iari Cisotto, Paolo Perini, Cristian Daros, Cristian Di Ghissa, Francesco Corradini e Oscar Zantomio. Questo è l'ordine d'arrivo assoluto dell'ultima gara in programma. Thomas, un inizio con Visinelli, poi si è agganciato Trentin, Braidot e un finale tutto solo. Sì, era una gara molto combattuta. Oggi ho approfittato di una scivolata di Rafael per allungare con Braidot e poi ho accelerato l'ultimo giro e mezzo e insomma sul tecnico me la sono cavata bene dai oggi. Rafael, come sempre partenza velocissima e poi la sfortuna che ti ha visto anche rompere. Sì, oggi stavo un po' meglio, ho fatto una bella partenza, mi sono provato, però sfortunatamente ho avuto un guasto meccanico, prima una caduta, poi ho rotto la catena e ho perso i primi. Complimenti comunque che sono andati forte. Matteo, parlavamo del tuo permesso, passo davanti, del tuo ritorno al fuoristrada, prossimi appuntamenti Spagna, Belgio e poi il 21 febbraio l'esordio con le gare vere in Argentina. Sì, diciamo farò ancora 2 gare, domani all'Eurogoderb e poi a Scorzè, diciamo, sarà la mia ultima corsa ciclocross quest'anno. Penso sia un ottimo allenamento, comunque a casa fa freddo, più di un tot non riesci a fare, una gara come oggi ti dà una bella gamba. 2 maglie del ciclocross, quella di campione italiano del maresciallo Carmine Del Riccio e quella del leader Sergio Giuseppini. Del Riccio, che mi raccontava prima, ha perso tempo prezioso quest'anno per dei corsi fatti all'interno dell'esercito, comunque stai ancora viaggiando alla grande, in vista degli italiani che fra una quindicina di giorni. Infatti adesso il problema è recuperare il lavoro tralasciato nei mesi precedenti e darsi da fare appunto per gli appuntamenti della stagione. Il primo appuntamento, l'europeo, è andato un po', diciamo, non come volevi. Non come volevo, bravo. E adesso cerchiamo mi sa il Triveneto anche è andato non come volevo e speriamo il campionato italiano. Ultima spiaggia. Ultima spiaggia, sì. Speriamo, dai. Grazie. Sergio? Io devo soffrire ancora 2 prove per almeno portare a casa questa maglia. Naturalmente sogni anche tu il tricolore. Tricolore, faccio meglio che posso. Braidot, una grande gara, un testa a testa con gli Elite, hai concluso al primo posto per gli Under. Sì, oggi è andata molto bene, erano 2 settimane che non me ne allenavo tanto per un problema alla spalla e ho fatto una bella gara, sono più che soddisfatto. Iari? Sì, io sono molto soddisfatto di essere riuscito a trattenere questa maglia. Mi dispiace un po' per la gara perché ero partito forte, ero come secondo Under 23 Petinà, poi sono caduto 3 volte in un giro e ho lasciato perdere. E abbiamo visto poi anche la vera forza motrice di questo ciclocross, quindi tutti i volontari che accompagnano questi atleti, quindi un saluto anche a loro. E Nicola, settimana prossima sarete, perché io non ci sarò, ci sarai tu però adesso che stai molto in forma, a Scorzè, campionato Veneto, quindi doppio appuntamento, gara di Coppa Italia giovanile il sabato e la domenica poi la gara classica di Scorzè. Beh, insomma, mi dispiace intanto che non ci sei, queste cose non si fanno. Ma comunque, vado in Svizzera, vado a prendere le legnate anche in testa. Perché in Svizzera diciamo che ci sono delle contribuzioni diverse e qua mi piacerebbe poi aprire un altro tipo di dialogo, visto che andremo su un quadriennio olimpico nuovo. Ecco, cercare di destinare, prima parlavo del sociale, ma di destinare più soldini a queste, perché è inutile che parliamo di multidisciplinarità, quando poi dopo ci sono delle multidisciplinarità che alla fine rompi un cambio, tu ne sai qualcosa e sono cavoli tuoi, quindi bisogna anche cercare di rivedere determinate situazioni, e nella pista e nel ciclocross, e un po' meno nel mountain bike, ma quello è un'altra storia, perché essendo olimpica è già più ricca su se stessa. Ma detto questo, cara Elenia, la cosa che mi dispiace di più di questa puntata è che tu stai facendo troppo, sei troppo brava, e allora la cosa a me non piace. No, aiuto, ho caduto tutto, non è vero. Sei troppo brava, adesso mi freghi anche il posto, mi hai già messo qua davanti, e non va bene. Devi avere il rispetto degli anziani. Sono anche dimagrito. Sei dimagrito tanto, è tanto, vero? hai visto come sono dimagrito? Sì. Non ho più... Ma casomai la prossima volta se ti porto Cristian.
In bicicletta però. No, viene a condurre anche lui. Ah, beh, allora alla fine qua sta famiglia si sta allargando. La famiglia si sta allargando. Dai, allora Ilenia, salutami questi begli ospiti, perché allora. mi sono dimenticato di dire che il Friuli è forse la regione più importante a livello crossistico. Ma quello sicuramente, perché poi oltre ai Braidot abbiamo loro. Tra l'altro veramente abbiamo tutti friulani lì, tranne te, tutti gli altri sono friulani. Quindi un saluto, voglio che salutate tutti, quindi Nadir, saluta quelli a casa, la tua fidanzata, non lo so. Ce l'hai ancora? Non c'è? Come l'hai presa la cosa? Basta donne. Non ho parole. Luca? Io saluto tutti e faccio gli auguri per le feste, ringrazio chiaramente tutti quelli che ci sostengono e che adesso sono in difficoltà a nominare tutti perché sono veramente tanti. Li sappiamo tutti. Sicuramente gli accompagnatori e anche la trasmissione per averci ospitato molto cordialmente, insomma. Costantino, fammi un bel sorriso, dai, ok? Questo è il sorriso di Costantino. Cristian? Saluto a tutti, un augurio di buon Natale, un sereno Natale a tutti e un prospero 2013. Io ho soltanto 30 secondi, ma è vero che non sei tra i consiglieri nazionali? Cosa è successo? Una gaffa. Alla prossima puntata.